Tienti duro. Comune di Venezia, battiamo tutti. Abbiamo per adesso un buco assolutamente certificato, si può dire, di 115 milioni, solo il comune senza le mancanze IMU e senza le partecipate. Ti parlo che alla CTV siamo sotto di 80-100 milioni. Questa è la città di Venezia, quando dico in ginocchio intendo proprio in ginocchio io. Cifre da capogiro e siamo solo alla prima conta dei danni con la voragine che investe anche Veritas. 40-50 milioni di Veritas e poi avremo da calcolare Casinò, la Fenice di Venezia, i musei civici eccetera, ma questo lo rilasciamo piano piano facendo i conti. Stop all'assistenzialismo, dice il sindaco Brugnaro, evidenziando come tra le problematiche da risolvere in questa fase 2, la ripartenza, rientri la non secondaria gestione dell'ordine pubblico. La crisi conseguente, dice, all'azzeramento dei turisti in città. Un esempio su tutti, il trasporto pubblico locale dei vaporetti, ad esempio. Delle 540.000 ore annue, 180.000 erano coperte dalle entrate di biglietti CTV venduti ai turisti, che finanziavano interamente invece le corse dei ferryboat. Le paure delle persone, io lo dico perché vorrei cercare di dare quella speranza alla gente che ha il groppo in gola, a quelli che si svegliano di notte e piangono. Questa è la situazione nelle case, perché bisogna sbloccare intanto tutte le filiere industriali. Penso noi abbiamo la calzatura nella Riviera del Brenta, tutto il settore della moda, ma il commercio in generale. Non ha senso che io in un ristorante non posso andarmi a prendere un pasto magari confezionato e portarlo a casa se poi posso andare a comprare la frutta e verdura. La stessa cosa vale per andarsi a prendere la pizza. Questi alcuni tra i 20 punti del documento presentato dai 7 sindaci dei capoluoghi del Veneto al governo, con Brugnaro che in tema di voto verso settembre-ottobre si dice favorevole alla data unica per il rinnovo di regione e comune. L'election day secondo me è la cosa migliore perché non possiamo neanche in questo momento di crisi economica fare più elezioni, questo mi pare ovvio. Non ho capito qual è la data, ma oggi non mi pongo proprio questo problema, mi pare che ne ho già parecchi.